Adesso abbiamo due opzioni, la prima è quella di continuare il buon governo che la Regione Veneto ha espresso in questi 5 anni, dove Forza Italia ha avuto una parte preponderante, ovviamente, che noi rivendichiamo, e quella quindi di presentarsi con un'ampia coalizione di centrodestra per combattere quelli che sono gli unici avversari, mai nemici, perché non abbiamo nemici nel nostro DNA, avversari politici che sono la sinistra e il movimento di protesta di Grillo. La seconda opzione, l'opzione B, è quindi presentarsi con la Lega con Luca Zaia candidato. E questa è l'unica opzione che perseguiamo con la Lega Nord. La seconda opzione è quella di fare un candidato di Forza Italia che stiamo identificando, tra le altre cose, presentarsi come quella grande forza moderata, liberale, riformatrice che siamo noi di Forza Italia, che tra altre cose ha radici governative molto forti perché i nostri elettori moderati vogliono che si facciano le cose, e sarebbe in quel caso correremo con i nostri alleati moderati e la Lega in quel caso in tutta evidenza diventerebbe qualcosa di diversa, diventerebbe probabilmente una Lega di destra populista. Sono cose diverse, a noi non appartiene quella cultura e cerchiamo le alleanze, la Lega deve cercare noi come noi cerchiamo la Lega, cioè li cerchiamo su due cose: i progetti per i veneti, quindi la disoccupazione per esempio giovanile che sta tremendamente aumentando anche nel nord-est, la pressione fiscale, le battaglie anche di autonomia rispetto alla pressione fiscale, quindi al federalismo fiscale, l'economia, il sociale, tra altre cose la nostra regione di sociale è veramente ricca. Se riusciamo a fare questi tipi di progetti e se riusciamo a condividere i valori ci interessa l'alleanza e a noi interessa continuarla, perché se non ci sono progetti e valori non interesserebbe neanche a noi. Siamo certi che quando c'è un candidato di un partito che tra altre cose si presenta con una lista civica è evidente che i fari sono puntati sul candidato presidente e il nome tira molto. Le faccio un esempio molto semplice che riguarda la città di Padova. Alle ultime elezioni europee si è votato insieme, europee amministrative, abbiamo votato per il Comune di Padova e siamo tornati al governo del Comune di Padova insieme alla Lega. Abbiamo fatto lo stesso risultato con la Lega, circa 15% a testa in Veneto. Alle elezioni comunali di Padova nello stesso giorno il 15% delle europee di Forza Italia è stato il 7,5%. Perché è evidente che una lista col candidato sindaco attrae molti elettori ed è normale che sia così. Ma noi però questa città adesso la governiamo con 3 assessori, il vice sindaco, e portiamo dentro i nostri valori moderati, i nostri progetti e le nostre idee. È per quello che dico, se noi corriamo da soli diventiamo sicuramente più attrattivi, ma lo siamo anche all'interno di una coalizione. Noi crediamo che la settimana prossima sia una settimana particolarmente importante. Salvini fa la sua manifestazione sabato a Roma, lo capiamo, è legittimo, sta facendo una grande corsa, ha fatto una grande corsa perché ha portato i dati dell'SVG di oggi, la Lega dal 3,4-3,5%, l'ha portata al 12%, ricordo che noi oggi per l'SVG siamo al 16% in Italia, quindi siamo ancora ampiamente il primo partito di centrodestra e lo rimarremo.